Bentrovati! Bentrovati amici, finalmente inizia la nostra nuova e terza stagione, ovviamente di noi diversamente sardi. E che stagione, una stagione veramente ricca di filmati e di posti fantastici da vedere assieme, ma da vedere dove? Ovviamente sui nostri 3 canali social, Facebook, Instagram e YouTube, dove ogni lunedì pubblicheremo un video nuovo, quindi mi raccomando iscrivetevi al canale per restare sempre aggiornati. A breve visiteremo il nuraghe Mannu, e ci troviamo dove? a Dorgali in provincia di Nuoro. Quindi mi raccomando non cambiate canale, a breve il nuraghe Mannu! Ci troviamo su questo altopiano di origine vulcanica e siamo a 200 metri sul livello del mare, e su questo altopiano si erge da circa 3000 anni a questa parte il nuraghe Mannu, che ora andiamo a vedere in tutta la sua bellezza. Ricordiamo che siamo nel comune di Dorgali in provincia di Nuoro. Andiamo! Come potete vedere si tratta di un nuraghe semplice, quindi non ha altre capanne o altre torri che sono di appendice, ed è tutto costruito in basalto con delle grossissime pietre che sono appena sbozzate. Ora facciamo un giro attorno e ci avviciniamo all'ingresso per poter entrare. Avvicinandoci possiamo vedere sulla nostra sinistra i residui di quello che era il villaggio nuragico che ospitava le capanne e tutte le persone che avevano in qualche modo a che fare con questo nuraghe. Come vedremo successivamente, possiamo dire che oltre a scegliere da un punto di vista tecnico, strategico, architettonico il posto in cui costruire, se lo sceglievano anche molto bene da un punto di vista ambientale. Che visione, eh? Bene, ora ci stiamo avvicinando all'ingresso, l'ingresso che è rivolto sul mare, direttamente a est. Come potete vedere, l'ingresso ha una forma trapezoidale ed è sormontata da un architrave di forma abbastanza irregolare. Ma entriamo. Ecco, all'ingresso già possiamo vedere sulla vostra sinistra il vano scala che porta al piano superiore. Siamo all'interno della torre centrale. Come potete vedere
se ne conservano si conserva per un'altezza tipo di 3 metri. Non è molto grande come diametro, possiamo vedere le classiche, fra virgolette, nicchie, quindi una davanti a noi, un'altra sulla sinistra, e vi lascerei un attimo con questa meravigliosa vista sul Golfo di Orosei. Bene, ora accediamo al vano scala per poter salire verso il piano superiore. Bene, ora stiamo salendo questi gradini che sono tutto sommato abbastanza confortevoli e regolari, e arriviamo al piano superiore con una vista assolutamente magnifica, sia sulle montagne che ovviamente anche sul mare, e in più possiamo anche godere di queste gole sulla nostra destra che danno veramente un aspetto aspro, selvatico e molto caratteristico di questi luoghi della Sardegna. Bene, da questa splendida location vi invitiamo prima di tutto a vedere i nostri video sui nostri canali YouTube, Facebook e Instagram, video, foto, articoli eccetera. Vi invitiamo a visitare questo splendido Nuraghe Mannu, che oltre alla sua storia e alla sua importanza è localizzato in un punto che è veramente fantastico, in un punto panoramico fantastico, e a visitare anche tutte le varie calette che fanno parte del Golfo di Orosei, ad esempio Cala Luna, Cala Corrizzè, eccetera. Quindi un pacchetto turistico veramente completo, un'offerta che non potete assolutamente perdere. Mostriamo con qualche immagine queste calette? Assolutamente sì. Video! Vai! Bene, rieccoci, mi raccomando, continuate a seguirci, questa puntata sta per concludersi, e mentre lunedì avremo con noi nella nuova puntata un ospite speciale, quindi mi raccomando, continuate a seguirci, lunedì torneremo, iscrivetevi al canale, mettete i like. A prestissimo, ciao! Ciao!